Venerdì 21 luglio, buongiorno, siamo arrivati alla fine di questa settimana, quasi alla fine, diciamo dei giorni canonici lavorativi, dal lunedì al venerdì, 12 in punto, come sempre, Focus TG e come sempre in compagnia vostra per vedere insieme quello che è accaduto e che sta accadendo a Nord-Est, quindi girate pure attorno al televisore, se avete delle cose da fare fate pure, poi però insomma vi vogliamo vicini a noi per questa ora e mezza fino alle 13:30. Ovviamente temi della giornata quali sono? Sicuramente il maltempo con la conta dei danni, ma anche un po' il timore, perché le previsioni parlano di insomma ancora situazione delicata fino a domani, quindi c'è un'allerta che riguarda tutto il nord-est, il nord anzi in particolare, più in generale per la giornata di oggi e anche per domani. E poi naturalmente tanta cronaca che arriva dalla nostra regione, ancora il tema dei migranti, in particolare nel Vicentino, e dicevo insomma la conta dei danni del maltempo, perché questo è diciamo l'impegno principale in queste ore, fare presto e avere ovviamente chiaro il quadro. C'è anche la cronaca, come dicevo purtroppo c'è un incidente stradale avvenuto ieri sera a San Bonifacio con il bilancio di un motociclista deceduto e 2 feriti gravi. Si sono scontrati una moto e un furgone. I vigili del fuoco hanno estratto l'autista incastrato nel furgone. Il ferito è stato preso poi in cura dal personale del SUEM e stabilizzato, ferito in modo grave uno dei 2 centauri, mentre per l'altro, che era a bordo della moto, non c'è stato niente da fare, il medico ha dovuto dichiararne la morte. I 2 feriti invece sono stati trasferiti in elisoccorso e in ambulanza all'ospedale. E per quanto riguarda il maltempo invece apriamo questa pagina appunto dedicata al maltempo dicendovi che sono 290 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona, quindi 5 province colpite, risparmiate Belluno e Rovigo, però Belluno in effetti era stata già colpita in Comelico il giorno precedente. Noi parliamo adesso della grandine, soprattutto di mercoledì. Le squadre dei vigili del fuoco sono state integrate con personale arrivato anche da fuori regione, hanno lavorato per rimuovere piante, mettere in sicurezza i tetti con la rimozione di elementi pericolanti. Il comando di Venezia ha eseguito appunto a Venezia 120 interventi, a Padova 90, a Vicenza 50 e poi una quindicina a Treviso e a Verona. Questo è un po' il quadro della situazione. Vi ricordo anche che ci sono stati 110 feriti, che è un numero molto alto. Molti, leggevo e sentivo, sono stati colpiti dai chicchi di grandine in testa e quindi hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per dei punti di sutura, fondamentalmente delle ferite alla testa causate da questi chicchi così grandi di grandine. Allora adesso usciamo dallo studio, andiamo un po' a vedere, facendo il punto della situazione, di quello che è accaduto nell'Alta Marca. Stato di emergenza, ingentissimi i danni della grandinata, soprattutto tra Pederobba e Crocetta del Montello, centinaia di auto danneggiate e anche i pannelli fotovoltaici hanno subito la stessa sorte. Intanto facciamo un po' questo bilancio, perché poi andremo proprio da Christian Arboit, che ha preparato questo servizio, che è tornato sul posto per verificare altri problemi, altri danni. Vediamo intanto il servizio. Un evento apocalittico le cui dimensioni ancora non sappiamo stimare. Come amministrazione il sindaco immediatamente ieri ha presentato la richiesta di stato di calamità naturale e ci stiamo impegnando fin da subito con tutte le istituzioni coinvolte affinché capiscano la gravità della situazione e si muovano coerentemente, anche prevedendo ristori. Non sarà facile quantificare i danni di una serata da Tregenda in questo lembo dell'Alta Marca. Tra Unigo e Levada di Pederobba i danni maggiori. All'esterno del municipio nessun mezzo, nemmeno l'auto della polizia locale è stato risparmiato, ma è il patrimonio privato ad aver avuto la peggio, uno stillicidio su tutto il territorio. Mamma mia ragazzi, mamma!
Tantissimi i privati che hanno subito gravi danni alle abitazioni, alle automobili. Non c'è una sola automobile che oggi, stamattina o ieri pomeriggio non fosse stata coinvolta dalla grandinata, ma anche gli edifici comunali hanno subito ingentissimi danni e abbiamo immediatamente stanziato una cospicua somma per far fronte all'emergenza. Dopo Pederobba la grandinata di record si è spostata su Cornuda, Crocetta e buona parte del Montello. Vigili del fuoco e volontari hanno operato per diverse ore. Arrivavano quasi come arance, è durato un quarto d'ora, era pazzesco. Comunque poi senza vento, quasi senza né acqua né vento, è quasi asciutta. È una grandine immensa come un bombardamento. È stata una fortuna che nessuno si sia fatto, non si è fatto male a nessuno. In queste ultime 24 ore sono successe diverse calamità in tutta la regione, quindi noi ci affiancheremo perché comunque abbiamo diverse attività che hanno subito danni, ma anche tante case private, dicevo prima dei fotovoltaici, insomma ce ne sono diversi, soprattutto in alcune fasce del paese. Nuvole nere e fulmini hanno caratterizzato l'intera serata, ore difficili da dimenticare. Sì, come avete sentito, cioè, spesso sono zone magari circoscritte, poco più in là non è magari accaduto nulla, quindi è veramente un maltempo particolare anche da questo punto di vista. E ancora temporali con grandinate intense al nord dal pomeriggio di oggi fino a domani, domani sera, queste sono le previsioni. Poi l'anticiclone africano da domenica rimonterà anche sul settentrione, mentre al centro-sud il caldo non mollerà mai la presa, anzi non lascerà l'Italia fino alla fine di luglio, portando una seconda fiammata di caldo da lunedì, specie al centro-sud. Questa è un po' l'analisi di quello che dovrebbe succedere. Un 2022, l'anno più caldo della storia per l'Italia, rischia di essere superato dal 2023 perché in più zone, per più giorni, le temperature hanno toccato i 45-47 gradi all'ombra. La cosa particolare è proprio come anche durante la notte si sia raramente sceso sotto i 20 gradi e già al mattino alle 8:30 si siano toccati i 48 gradi in alcune zone, in Sicilia in particolare. E oltre alla conta dei danni però ci sono i feriti, come vi ho detto prima, 110 in tutto il Veneto, una sessantina quelli che riguardano il Padovano. Andiamo un po' a vedere cosa è successo. Non sono mancati i feriti per colpa della grandine, la gran parte curati in ospedale a Padova, dove gli accessi al pronto soccorso per colpa del maltempo sono stati ben 62. Una ventina di persone che sono state appunto colpite da questi chicchi, è dire poco insomma, no? Di grandine, di dimensioni importanti e che hanno provocato appunto delle lesioni per carità superficiali, però insomma hanno messo in apprensione le persone e giustamente hanno ricorso alle cure del pronto soccorso. Punti di sutura per ferite alla testa dovute alla grandine o tagli da vetri rotti, tutti uomini soggetti ricorsi alle cure mediche. In mattinata si sono registrate lunghe code all'esterno delle carrozzerie della città e delle concessionarie che si occupano di riparazione di vetri per la marea di auto che hanno subito danni a causa dei chicchi giganti della grandine. Grandine che si è fermata alle porte di Padova, la città però è stata sferzata da fortissime raffiche di vento. Qui siamo in via Bach, nel quartiere Arcella, il più colpito insieme a Torre, Ponte Vigo d'Arzare. Un grosso ramo di un albero del giardino della scuola salvo d'acquisto è crollato in mezzo alla strada che è stata chiusa. Molti anche gli alberi delle case private che sono caduti. Gli effetti più grossi sono stati la caduta di rami conseguente al vento che ha intralciato la viabilità. Quindi oggi la giornata dei mezzi di soccorso, delle squadre del Comune di Padova e dei Vigili del Fuoco è stata una giornata di intervento per ripristinare la viabilità dove i rami caduti hanno creato qualche intoppo. I carabinieri sono intervenuti per dare una mano nelle attività di soccorso a Ponte Vigo d'Arzare. Il vento ha scoperchiato un distributore di benzina. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, firmerà l'estensione dello stato di emergenza terminati i censimenti dei danni in tutto il Veneto.
Ecco, a proposito di Luca Zaia, infatti c'è stata la firma dello stato di emergenza e uno stato di emergenza anche allargato via via ad altre zone. Facciamo un po' il punto della situazione anche da questa angolazione, cioè quella politica, diciamo, e governativa. Un'ulteriore catastrofe che si aggiunge a quella del Bellunese, più province colpite, Padova, Vicenza, Treviso e molto altro ancora. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato l'estensione dello stato di emergenza alle province colpite dalla doppia violenta grandinata che ha seminato devastazione dal Bassanese alla pianura trevigiana. 500 le chiamate alle centrali operative del 115, quasi 300 quelle che hanno necessitato o necessiteranno di un'uscita sul territorio da parte dei vigili del fuoco. E poi c'è il tema dei feriti. Basti dare un dato, 110 persone che hanno avuto accesso ai nostri pronto soccorsi del Veneto, soprattutto della provincia di Venezia e Padova, grandine grossa come pietre che ha distrutto molto spesso impianti fotovoltaici, tetti che se ne sono andati, colture a pieno campo e molto altro ancora. Direi, i danni alle auto non ne parliamo, il vento fra l'altro ha divelto molte piante d'alto fusto, direi che i danni ci sono. Abbiamo già fatto uscire le squadre di Veneto Agricoltura per delimitare le aree e cominciare a fare una conta dei danni. Ho fatto il decreto dello stato d'emergenza anche per tutte queste zone, quindi nella speranza che poi ci sia la possibilità di accedere al Fondo Nazionale della Protezione Civile. Il governatore ha ricevuto la chiamata del ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che gli ha espresso la vicinanza dell'intero governo ai territori veneti colpiti dal maltempo. E proprio all'esecutivo il segretario regionale del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella, chiede di avviare la procedura per la dichiarazione di stato di calamità che includa, oltre ai danni causati dalla grandine, quelli provocati dal maltempo nel porto gruarese e in Cadore. E allora usciamo subito dallo studio, abbiamo fatto aspettare anche troppo Sharon Di Carlo, che è difficilissima da localizzare, si muove di qua e di là per seguire i danni del maltempo, quindi credo tu sia dalle parti di Tezze, ma non sono nemmeno sicuro. Raccontaci dove sei e vedo che insomma parleremo di agricoltura, ecco, questo lo intuisco. Vai. Sì, buongiorno Federico, buongiorno a tutti i telespettatori. Detto bene, stiamo facendo il giro del territorio per raccontarvi i danni del maltempo, soprattutto all'agricoltura. Siamo a Tezze, o meglio a Belvedere di Tezze sul Brenta, perché c'è un campo, possiamo dire, completamente distrutto. Ma ne parliamo con Giuseppe Busatto, titolare. Buongiorno. Buongiorno, sì. Che cosa è successo? Raccontaci l'altra sera. Possiamo dire che la grandinata dell'altra sera è stata devastante. Ci sono stati parecchi danni a livello soprattutto delle culture orticole, molti prodotti che erano pronti da raccogliere, molti prodotti maturi pronti per la raccolta e la vendita sono stati danneggiati. Per esempio questo melone, facci vedere. Vedete, qui è cascato il chicco di grandine, il chicco, possiamo dire il chicco grande come una mela quasi, l'ha colpito, il melone maturo è letteralmente scoppiato. E possiamo dire, guarda, che il lavoro, i sacrifici di un'intera stagione sono partiti, se ne sono andati in un quarto d'ora. Un quarto d'ora e tutto il lavoro, appunto, come ha detto, di una stagione è andato in fumo. Adesso come si riparte da questo? Bisogna rimboccarci le maniche, lavorare, impegnarsi. Però alla fine, quando vediamo per esempio l'apprezzamento dei nostri prodotti da parte della clientela, questo ci dà la forza di andare avanti o vedere le soddisfazioni anche dei prodotti Certo, ma nel pratico cosa avete perso con questa grandine? I danni li dobbiamo ancora quantificare, ma veramente abbiamo perso parecchio. Vedete qui per esempio queste angurie erano quasi tutte... Avviciniamoci Simone, vieni con noi che facciamo vedere ai telespettatori questa anguria per esempio. Vedete, cascata la grandine, sono letteralmente scoppiate e così penso che ce ne siano dal 70-80%, sono tutte così, quindi fate conto un po' voi. Anche perché avevate già degli ordini in carico? Sì, perché noi quello che produciamo poi lo vendiamo al dettaglio in casa, insomma, ecco. E quindi ora mancheranno diversi prodotti, insomma, ecco. Io sento tuonare. Avete paura di un'altra tempesta? Sì, siamo sempre con gli occhi al cielo sperando che non capiti un'altra volta come è capitato l'altra sera, perché anche adesso vediamo in questa stagione queste calure. Dopo vediamo quello che capita, così è, insomma. Abbiamo sempre paura, siamo sempre con gli occhi rivolti verso l'alto, sperando che non succeda di nuovo.
Grazie mille, grazie. Prego. Federico, da Belvedere di Tezze è tutto, intanto ti restituisco la linea. Grazie Sharon, ringrazio anche i tuoi ospiti, veramente immagini che danno l'idea di quello che è successo nelle scorse ore. E ovviamente poi insomma raccoglierà altre informazioni, altre immagini Sharon, e ci diamo appuntamento ai nostri notiziari di questa sera. È stata colpita anche la provincia di Venezia, avevamo detto, in particolare la riviera del Brenta, che era già stata colpita da un tornado nel 2015, quindi altri danni, altra conta dei danni e la speranza in qualche ristoro che possa arrivare da Roma, dal governo e poi dalla regione. Un disastro, palline da tennis sempre più grandi. Auto distrutte, tetti, finestre, i cappotti degli edifici, pannelli fotovoltaici. Il maltempo, una commistione micidiale di vento e grandine ha colpito ancora una volta la riviera del Brenta. Strappi, Aniga, Campo Nogara, Campolongo, Fiesso d'Artico, Fossò, Chioggia. Ma ad avere la peggio ancora una volta è stato il comune di Dolo. Nel tempo di qualche minuto sono proprio scese dal cielo dei pezzi sembravano pietre vere e proprie. Poi quando mi sono resa conto che era grandine volevo riparare l'auto e non ho nemmeno fatto in tempo, perché era veramente, per 10 minuti io ho veramente vissuto l'inferno dentro l'abitacolo dell'auto. Ho visto 2 alberi in parcheggio che si stavano sradicando, ho deciso di aver coraggio e di entrare in casa, e mi sono proprio capitate addosso, tra l'altro lasciandomi dei grossi lividi oggi. Partivo qua e tutti i danni sui soffitti, sui copi. Dio cascare i copi, bisogna stare attenti. E porte davanti dei bambini non so per chiudere. Scenario apocalittico qui a Dolo, difficile non tornare con la mente a quel luglio del 2015, quando il tornado ha devastato questo comune e altri della riviera del Brenta. Guardate quest'albero, è stato completamente sradicato dal terreno. La disperazione è tanta, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione dolese, che lancia un appello. Prima il tornado, dopo la pandemia, adesso sto disastro. Dolo è un disastro, penso sia uno dei paesi più, e non credo che il signor sindaco possa farcela da solo, risorse non ce ne sono. Speriamo che la regione, lo Stato, qualcuno ci aiuti, perché non si può stare così. Abbiamo gli alberi sopra il tetto da ristrutturare, e non credo che un comune come il nostro, che poi fa frazione altri 2 comuni, possa darci una mano. La violenza della grandine ha colpito anche tutta la facciata di questo condominio, dove ci sono alloggi comunali, tra l'altro un condominio che era stato completamente rinnovato solamente 2 anni fa. Decine le telefonate ai vigili del fuoco impegnati in interventi per danni da grandine, dissesti statici, rimozione di lucernari, vetri pericolanti, taglio di rami e alberi caduti, messa in sicurezza di impianti fotovoltaici e coperture tetti. Un centinaio gli interventi nel veneziano. Telefoni bollenti anche nelle agenzie assicurative, come racconta questa gente che a sua volta ha subito danni. E la processione di clienti che ovviamente, ma chi anche ha rasentato la disperazione, perché si è trovato tra l'altro le case appena ristrutturate con i vari cappotti sistemati che erano completamente danneggiati, fotovoltaici distrutti. È opportuno che venga immediatamente istituito un ristoro per i danni, poi anche qui nell'area commerciale della zona dello Squero, dove sono stati estremamente colpiti. Mezzogiorno e 18 minuti, usciamo subito, abbiamo fatto aspettare Christian Arboit, che si è recato nuovamente nelle zone colpite dalla grandinata, perché probabilmente c'erano anche delle situazioni in cui non si era capito bene l'entità del danno, e magari ci è voluta la giornata di ieri per capirlo, per realizzare, purtroppo per rendersi conto di quanto grave fosse la situazione. A te Christian, dove sei? Raccontaci cosa sta succedendo. Allora Federico, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Mi trovo all'interno di una delle aziende più importanti del Montello, la De Castelli, che si occupa di lavorazioni, arredi in metallo, una realtà leader nel settore, anche molto internazionalizzata. Qui con me il titolare Albino Celato e la sindaca di Crocetta del Montello
Marianella Tormena, che tutti conoscete. La conta dei danni qui sul Montello e non solo, nel Montello, anche nella zona di Pederobba e Cornuda è ancora in corso, uno stillicidio di fatto, perché non passa ora che non ci siano nuove segnalazioni. Come sapete, stavolta più di sempre a essere stato colpito il patrimonio privato. Questo significa coperture, tetti, ma soprattutto macchine, tantissime macchine, migliaia i mezzi danneggiati su tutto il territorio. Le file in carrozzeria ve le abbiamo raccontate nelle precedenti edizioni. Qui siamo appunto all'interno di un'azienda manifatturiera e lo potete vedere, ringrazio Nicoletta Rizzetto, potete vedere questa vetrata sostanzialmente che è già stata messa a posto in via d'urgenza con dei pannelli, ma insomma ci spiega tutto Celato. Celato, ritorniamo all'altra sera e a quella grandinata da record, com'è andata? Sono stati 10 minuti di paura vero, perché cadevano grandine di una grandezza come se fosse un arancio, come fosse una pallina di tennis. Era pericoloso uscire. Le auto di dipendenti che erano ancora presenti in azienda non sono state messe in sicurezza, perché le persone veramente non avevano giustamente la paura di uscire per andare a mettere in sicurezza l'auto, perché cadevano delle cose incredibili, mai viste da i 60 anni che non ho mai visto una cosa del genere. Sono stati 10 minuti di paura, prima per uscire, poi hanno cominciato a rompere tutti i vetri e abbiamo avuto quello che vedete voi, che abbiamo riparato in maniera velocissima per poter mettere l'azienda, innanzitutto le persone a protezione dei vetri che potevano essere cadere, ma anche in caso di ulteriori acquazzoni, come è stato poi la sera stessa, che poi andavano a rovinare eventualmente le macchine o le macchine e i prodotti finiti pronti a magazzino. Quindi abbiamo immediatamente, fortunatamente, trovato un'azienda, un lattoniere che ci ha dato la sua disponibilità con le loro persone. Noi avevamo i materiali, abbiamo tagliato le lamiere, ma abbiamo rappezzato proprio così come vedete la parte di vetri, ma ogni shed è bucato, ogni shed ha il 50% dei vetri rotti, senza contare naturalmente poi i 2 impianti fotovoltaici, di cui uno più protetto da grandine, il 30% è da buttare, l'altro meno protetto perché è più aperto, più rivolto a dove arrivano le grandine, che la metà dei pannelli sono tutti quanti da buttare via e da smaltire. Centinaia di migliaia di euro di danni sostanzialmente, di questo stiamo parlando. Se noi prendiamo il costo di un impianto da 82 kW e l'altro da 200 kW, sappiamo cosa costa, ma metà è da buttare via, è velocissimamente fatto il valore del danno che abbiamo avuto. Fortunatamente coperto da assicurazione, fortunatamente abbiamo tutte le assicurazioni che ci coprono, però sappiamo perfettamente che le assicurazioni pagano non tutto quanto, quindi sicuramente dovremo avere un carico di costi per sopportare questa cosa, ma c'è stato anche quell'intervento necessario immediato per mettere in sicurezza le macchine, per mettere in sicurezza i valori dell'azienda, che erano fortemente a rischio in quei momenti. Ecco, quindi dopo, diciamo così, questa era la priorità, aver messo in sicurezza i dipendenti. Chiaramente. E vi siete concentrati? Fortunatamente è arrivato il momento che l'attività di produzione era finita, perché erano le 6 e mezza circa, e c'erano solo la parte degli uffici, la parte dei ragazzi di un ufficio, però la produzione, dove c'è stato l'intervento più dannoso della rottura di tutti i vetri, non c'erano persone dentro l'azienda, però c'era il macchinario, c'era la merce finita. Ecco, questo è un macchinario nuovissimo, nuovo di Zeca, all'avanguardia. Quando parliamo di innovazione 4.0 parliamo proprio di macchinari come questo. Questo macchinario a controllo numerico, insomma, per fortuna non è stato... Per fortuna no, se abbiamo intervenuto immediatamente, sopra ci sono gli shed rotti, il giorno dopo sono immediatamente arrivata questa azienda con i nostri materiali, abbiamo coperto i fori, però sono temporaneamente, io non posso rimanere in questo modo, dovrà essere intervenuto e cambiare tutto quanto il serramento. Grazie Celato, poi io ritorno da lei. Sindaca Tormena, dicevamo uno stillicidio, tutto il territorio è stato interessato, decine, centinaia, migliaia di famiglie, coperture,
tetti, macchine, è una conta dei danni che non finisce, non si vede magari a occhio nudo, diciamolo, perché non è la classica tempesta, non è quella che abbiamo visto martedì sera in Comelico, in Agordino, per intenderci, però ha colpito duramente. Queste palle da tennis hanno divelto coperture, spaccato lunotti. Sì, è una grandinata diversa da quelle classiche che siamo abituati. Qui non si è danneggiata tanto madre natura, cioè non abbiamo spogliato gli alberi come siamo abituati. Cadevano più grandi delle palline da tennis, molto più grandi, cadevano sti cosi grossi di ghiaccio, sono tutti granelli condensati l'uno con l'altro, quando anche da etti, cioè sbattendo a terra quello che prendono rompono, per cui abbiamo rotto un sacco di cose, abbiamo proprio rotto i cristalli, rotto i Velux, rotto i pannelli fotovoltaici, abbiamo rotto le carrozzerie, abbiamo fatto un sacco di danni di questo tipo. Non c'è un danno, non è la grandinata che adesso quando passi la vedi, ma è tutto rotto. Ecco, per dare un attimo anche la geografia, noi attualmente ci troviamo, Federico, a Crocetta del Montello, lungo la strada regionale Feltrina, vicino alla grande rotatoria dopo Montebelluna in direzione Feltre, dove c'è il centro commerciale Crocetta, che è noto ai più, e proprio il parcheggio del centro commerciale Crocetta è stato tra i più colpiti, quindi questa è l'area più colpita insieme a quella di Levada e Onigo, se possiamo fare una classifica, se è opportuno insomma fare classifiche in questi casi. Resta il fatto che lo stesso presidente Zaia ha esteso lo stato di emergenza decretato per la provincia di Belluno anche a questi comuni. Voi ovviamente rimanete in attesa con molta fiducia. Sì, noi abbiamo fatto oggi la richiesta di calamità naturale, cioè di estendere la condizione di calamità naturale anche a questo comune, perché effettivamente lo è, perché i danni stanno emergendo tra ieri e oggi, arrivano le segnalazioni e sono danni considerevolissimi. Quello che si è rotto è comunque materiale costoso, sono pannelli fotovoltaici, sono i tetti. È un evento un po' strano, ma ha creato veramente un sacco di danni. Io temo di fare la somma di una cosa del genere, è veramente costosa e va dove? Va a colpire le famiglie perché sono danni alle abitazioni, alle auto, va a colpire le aziende come in questo momento, va a colpire i singoli che comunque devono intervenire subito, cioè tu in questa situazione non puoi starci, non puoi congelarla là, non si rimedia da sé, devi intervenire subito, quindi un esborso immediato. È importante che la popolazione sappia che da parte della Regione e dello Stato c'è un supporto, è importante. In tempi di caro spesa, caro carrello, di inflazione record, un lunotto devastato, magari non coperto dalla polizza cristalli, è un problema per le famiglie. Questo va detto e anche come redazione Media Nord-Est riceviamo tante telefonate proprio di gente disperata da questo punto di vista. Quindi sì, anche poche centinaia di euro fanno la differenza. Ieri sera parlavo con una ragazza e mi dice: ho il mutuo che è aumentato, ho l'auto devastata, ho il tetto con i buchi e mi trovo da sola a far fronte a questa situazione. Ho il mio lavoro, per carità, ma le finanze per questa cosa non so proprio dove trovarle, non ci sono. E cosa gli dici? Cioè, Grazie per questa riflessione, Sindaco. Un'ultimissima considerazione che facevamo con Celato. Adesso si apre un altro capitolo, quello dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici e non soltanto dei pannelli fotovoltaici, perché qui parliamo di quintali, tonnellate di roba sostanzialmente. Assolutamente sì. Naturalmente il cambio la sostituzione dei pannelli fotovoltaici rovinati dovrà essere fatta a breve, perché abbiamo fatto l'impianto. Dove li smontiamo e cosa ci costa? È uno degli elementi che non abbiamo ancora comunicato all'assicurazione perché non abbiamo il valore del costo dello smaltimento dei 200-250 pannelli rovinati. Questo non l'abbiamo e quindi non l'abbiamo ancora comunicato all'assicurazione. Qua non è solo una questione di privati, ovviamente, è una questione che riguarda la gestione dei rifiuti e quindi l'amministrazione pubblica, Sindaco. Sì, questi sono i casi strani a cui bisogna far fronte. Mi verrebbe così in questo istante da vedere se riusciamo a fare degli accordi
accordi territoriali che possano dare un supporto e che magari possano agevolare gli eventi di questo tipo, dispostissimi in qualsiasi forma a trovare maniere per aiutare, perché la difficoltà in cui ci troviamo in questo momento è proprio il fatto che deve essere veloce. Lodevole è l'azienda che in un giorno, che aveva il materiale in casa, ma in un giorno tappa tutti i buchi, sembra un tiro a segno, e lodevolissimo, ma questo è anche quello che sta facendo ogni famiglia, perché non può stare col tetto che viene dentro l'acqua, quindi quello che possiamo fare anche come amministrazioni per supportarli in questa fase, che è tanto importante che tutto venga smaltito correttamente, altrimenti ce lo troviamo in giro. Anche perché se ci possiamo avviare verso l'uscita, non è che... Ecco, se ci possiamo avviare verso l'uscita, grazie Nicoletta, non è che la giornata sia soleggiata, hanno messo un cattivo tempo anche nel pomeriggio, quindi se ci sono lucernai aperti, finestrini rotti e quant'altro è un problema, potrebbe aggravare una situazione che già appunto è grave. Ecco. Possiamo vedere anche questa prospettiva. Questa è la parte di shed più ampia dal punto di vista di parte in vetro, e l'abbiamo tappezzata tutto in questo modo. Certo è ridicolo vederla in questo modo, però è l'unico modo per proteggere, perché lì è il nostro magazzino, lì abbiamo tutto il materiale pronto per la partenza. Se questo prende acqua buttiamo via tutto. Sono altre centinaia di migliaia di sono altri tantissimi che vanno buttati via. Li abbiamo rappezzati così, siamo stati fortunati che avevamo il materiale, come dicevo prima, e fortunati ad avere una collaborazione con l'azienda che è arrivata già il giorno dopo, era qua col trabattello a riparare le cose. Ecco Federico, dopo ti restituisco la linea, mi scuso per la lunghezza, però è importante dare delle comunicazioni di servizio. Sindaco, possiamo dire a tutti gli abitanti di Crocetta, ma questo vale anche per gli altri, di documentare i danni. Sì, infatti era il passaggio che avrei fatto anch'io. Adesso se c'è lo stato di calamità naturale è importante che si facciano le foto e che si documenti il danno subito. Poi arriva la modulistica e si raccolgono i dati attraverso i comuni. Noi naturalmente manderemo tutti i messaggi e diffonderemo il più possibile quello che c'è da fare. Però intanto grazie della possibilità e dell'efficacissimo strumento che ci mettete a disposizione, raccogliamo e documentiamo tutti i danni che abbiamo, in modo da poter poi dimostrare per riuscire a fare la cosiddetta somma, diciamo, di tutta questa cosa. Grazie Sindaco Tormena, grazie Albino Celato, titolare della De Castelli, che ci ha aperto i cancelli della sua azienda. Con Nicoletta Rizzetto, caro Federico, ti restituisco la linea da Crocetta del Montello. Grazie Cristian per questa testimonianza, abbiamo visto da vicino quello che è accaduto. Prima di venire da te stavamo parlando della Riviera del Brenta, abbiamo visto le testimonianze a dolo di persone davvero disperate per quello che è accaduto, e adesso, anche perché a dolo si torna un po' col pensiero al tornado del 2015, il sindaco sta anche un po' pensando a forme di ristoro, perfino l'ospedale è stato danneggiato. Sentiamo Ilaria Marchiori con il sindaco Naletto. Siamo ritornati indietro nel 2015 d'improvviso, rivivendo un po' quei drammi legati all'impotenza di fronte a una forza naturale appunto straordinaria che colpisce, dichiarando però il fatto che bisogna fare qualcosa. All'indomani dei danni subiti soprattutto da privati, il sindaco di Dolo, nel ringraziare il governatore Zaia per aver inserito anche i comuni della Riviera nella richiesta dello stato d'emergenza, evidenzia però le difficoltà avute e tuttora in essere in parte con i ristori, quando il comune è stato colpito dal tornado nel luglio 2015. La percezione però all'indomani è quella di un paese ancora una volta in ginocchio, ecco, stanco, mortificato, che si aspetta una risposta pronta da parte delle istituzioni, a ciascuno la propria parte in termini di responsabilità, ma soprattutto in termini, ecco, di tempestività. Oggi stiamo ancora chiudendo le pratiche del 2015, ecco, abbiamo ristorato tutti grazie all'aiuto di tutte le istituzioni coinvolte. Ecco, ci auguriamo tutti che sia questa invece un'occasione tempestiva anche di risposta per far vedere le istituzioni vicine e insieme ai cittadini.
Colpite anche le auto dei carabinieri e l'ospedale di Dolo, dove la grandinata ha provocato la rottura di numerose vetrate, danneggiato gli impianti sui tetti, le coperture, la segnaletica all'aperto. Il maltempo non ha infierito sui reparti di degenza, ma ci sono state pesanti conseguenze sul lavoro degli operatori del pronto soccorso e del SUEM 118, con l'aumento degli accessi in serata, oltre interruzioni e difficoltà nell'operatività dei servizi informatici. Danni considerevoli anche per i mezzi dell'emergenza urgenza che il personale ha dovuto comunque utilizzare per garantire i soccorsi e per le urgenze secondo le necessità. Sono le 12:35, insieme ancora fino alle 13:30, 12:35 forse ho detto 13, 12:35 e siamo stati già con Sharon Di Carlo a vedere cos'è successo a Belvedere di Tezze sul Brenta per quello che riguarda i danni all'agricoltura, una pagina un po' più complessiva che ha preparato la nostra redazione di Bassano insieme alla Coldiretti proprio per un bilancio un po' più generale sui danni. La grandinata di ieri, che assomigliava più a una pioggia di meteoriti e che si è abbattuta nella zona pedemontana vicentina, ha distrutto gran parte dei raccolti dei nostri agricoltori. Oggi stesso ho sentito qualche collega, nonché amico, affranto per quello che è successo. È stato perso il lavoro di una stagione intera, però nonostante questo una cosa che mi fa piacere sottolineare è che mi ha detto che anche questa volta troveremo la maniera per rialzarci. Questo è lo spirito. So che è un momento difficile e come presidente tra l'altro di Coldiretti è anche mio dovere insomma rimarcare il fatto che è opportuno da qui in futuro anche a pensare dei sistemi di protezione per quel che riguarda il raccolto dei nostri agricoltori, e qui un importante ruolo lo possono avere i fondi di garanzia per le assicurazioni. Dobbiamo investire su questo punto in modo tale che il lavoro portato avanti con tanta fatica nel corso di un anno non venga buttato via in una mezz'ora scarsa di grandinata. Ecco quello che è successo dunque nel Bassanese, un riassunto da un punto di vista dei danni all'agricoltura e con l'allerta meteo che ci sarà anche nelle prossime ore, un riassunto lo facciamo anche per quello che riguarda il Padovano. Chicchi di grandine, grandi come mele, una raffica micidiale che si è abbattuta per circa un quarto d'ora nella cintura urbana nell'Alta Padovana, grandine accompagnata da forti raffiche di vento. È la lunga conta dei danni della burrasca estiva che ha colpito gran parte della regione, che questa volta non ha risparmiato Padova e la sua provincia. Ecco le foto dei chicchi giganti raccolti a San Giorgio delle Pertiche, Campo d'Arsego e Villafranca Padovana, dove molti quartieri sono rimasti per ore senza corrente. Danni alle auto e alle case, cruscotti infranti, tapparelle che sembrano investiti da una scarica di proiettili. Cadoneghe è uno dei comuni più colpiti. Si lavora ancora per rimuovere le fronde degli alberi del giardino dell'Istituto Boaga che sono collassati sotto le forti raffiche di vento, ostruendo completamente il passaggio lungo via Marconi che collega il centro paese con il quartiere della Castagnara. La strada resta chiusa. Il sindaco Marco Schiesaro parla di evento drammatico. Già dalle 9 di ieri sera emergeva tutta la drammaticità dell'evento. È stato qualcosa di inaudito. Abbiamo finestre delle case rotte, coppi rotti, pannelli fotovoltaici che sono stati sradicati assieme ad alberi che contano più di 50-70 anni. Abbiamo strade ancora fuori uso, quindi sono chiuse al traffico. Sempre in via Marconi gli alberi caduti hanno creato problemi alla fornitura elettrica. Gli alberi hanno tirato giù delle importanti linee di energia elettrica, per cui siamo senza gas nell'area della Castagnara, che in questo momento i negozi sono chiusi perché sono privi di luce, di corrente. È stata staccata anche la fornitura del gas perché si sentono odori, deve esserci qualche fuga di gas e gli operatori vigili del fuoco sono sul posto. E poi abbiamo delle zone, delle sacche nelle aree agricole. Adesso mi hanno appena informato che in via Negrisia siamo ancora senza corrente. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco di Padova che stanno ancora operando nella zona dell'Alta Padovana, in particolare a Cittadella. Adesso quello che è accaduto dal punto di vista dei carrozzieri, perché c'è
da ieri una coda di auto in ogni azienda che ripara soprattutto i cristalli, parabrezza, e quindi lo facciamo con il Trevigiano, ma è ovviamente una situazione comune a tutte le altre province colpite dalla grandinata. Diciamo che le persone sono molto sconvolte, demoralizzate e non sanno cosa fare né come prendere la situazione. Adesso vediamo, cerchiamo un po' prima di rasserenare le persone e dopo prenderemo la decisione come comportarsi per le riparazioni. Saranno comunque riparazioni molto lunghe. Ci vorrà tanto tempo perché le macchine sono tantissime. Mai vissuta una cosa del genere? Da quando il maltempo si è abbattuto sull'Alta Marca, i centralini delle carrozzerie sono andati in tilt, parabrezze implosi, finestrini rotti, ammaccature profonde. Qui siamo a Maser, qualche sostituzione è già in corso, ma le auto distrutte raccontano di tante tragedie sfiorate. In alcuni casi i tettucci sono stati sfondati. La reperibilità dei ricambi di sicuro sarà molto più lunga del previsto, insomma. Se prima era 2 giorni, adesso anche una settimana, anche 15, 20, non si sa. E probabilmente le ferie non aiutano in questo, magari no, le ferie non aiutano in questo perché manca pochissimo a Ferragosto, quindi anche con i fornitori non sarà così facile. Anche con i fornitori non sarà facile. Ore complesse anche per le compagnie di assicurazione e gli agenti sul territorio. Anche qui per la mappatura dei danni e per le varie procedure ci vorrà del tempo. Stamattina alle 7 da casa hanno incominciato a chiamare, ma giustamente i danni sono tanti, non solo sulle macchine ma anche sui fabbricati industriali e non. E quindi fotovoltaici e tutta sta roba mette in pensiero la gente, chiedono, siamo assicurati, è tutto a posto, perché comunque sta diventando una costante questa, insomma, ecco, perché ogni anno c'è sta roba. Abbiamo incominciato la settimana scorsa e adesso vale, questa e non è finita. Facciamo una pausa dal maltempo perché non facciamo aspettare Ilaria Marchiori con i suoi ospiti, quindi poi torniamo con il maltempo, anche perché dobbiamo andare in diretta a Padova per vedere cos'è successo in una scuola di Vigo d'Arzere, però con Ilaria facciamo una sorta di parentesi dedicata invece alla sicurezza, perché voi da Venezia, Ilaria, in questi giorni vi state occupando praticamente quotidianamente di episodi, insomma, davvero gravi che stanno accadendo. Oggi di cosa ci parli? Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di borseggiatori qui a Venezia. Ormai è un problema che si discute da tantissimo tempo e soprattutto negli ultimi mesi, proprio perché il turismo a Venezia abbonda e quindi con esso anche i borseggiatori e le borseggiatrici. Avrete sentito anche nel corso dei nostri telegiornali e collegamenti parlare del gruppo dei cittadini non distratti che proprio identificano questi borseggiatori, spesso li fermano. Qui insieme a me ce ne sono 2, partiamo da Monica Poli che proprio in questi giorni, tra l'altro, è finita in tutte le pagine dei giornali proprio perché lei con quello che è stato definito un vero e proprio urlo, attenzione borseggiatori pickpocket, lei riesce ad attirare proprio l'attenzione intorno a questi borseggiatori. Monica, come funziona? Niente, noi praticamente andiamo nelle zone calde, una delle zone è qui in stazione. Io da stamattina all'incirca alle 9:30 che sono qua e loro alle 9:30 puntualmente c'erano. Adesso in questo momento ci sono 11-12 borseggiatrici, ce le hanno segnalate nella linea 1 dentro il pontile, essendo anche sciopero. E questa mattina sono stata vittima anche di una mezza aggressione. E praticamente noi, come le vediamo, iniziamo a gridare. Ormai vi conoscete a vicenda? Sì, loro sanno il mio nome e cognome, noi sappiamo i loro. E quindi noi, come le vediamo, io inizio
a gridare, praticamente a segnalare alle persone che sono attorno: attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket. Con un tono un po' più acceso che adesso non possiamo fare, appunto, per ovvi motivi. Esatto, anche perché sennò mi prenderebbero un po' per matta. Comunque l'ho già fatto, penso, questa mattina 3-4 volte, perché stamattina all'incirca alle 9:30 ero in Piazzale Roma, c'erano 3 borseggiatori uomini e anche lì mi hanno sentito a dire, stavano adocchiando una coppia che faceva i biglietti sulle biglietterie automatiche per poi con la carta di credito, quindi per sapere il PIN, perché poi avrebbero preso il portafoglio e usato la carta di credito, perché fanno anche questo purtroppo. Il problema è che nonostante voi facciate questo egregio lavoro che dovrebbe un po' coadiuvare le forze dell'ordine, poi alla fine anche quando riuscite a bloccarle si risolve gran poco, infatti le troviamo puntualmente qui. Sì, confermo, buongiorno. Anch'io sono un volontario dell'associazione Comitato Cittadino Distratti che opera da circa 30 anni qui a Venezia. Confermo che facciamo opera di disturbo soprattutto, riconoscendo i borseggiatori che stanno magari derubando turisti o residenti veneziani anziani. Però questo risulta inutile per il fatto che purtroppo con la riforma Cartabia si è legalizzata l'arte del furto. Quindi a questo punto penso che dopo tanti anni di sventati furti e borseggi qui a Venezia, come comitato, secondo me abbiamo fatto il nostro. Adesso devono intervenire assolutamente le istituzioni in maniera drastica e concreta. L'appello va proprio al ministro Nordio. Sì, sicuramente, essendo lui appunto ministro alla giustizia, è coinvolto in prima persona. Chiediamo appunto che ci sia immediatamente una revisione di questa riforma Cartabia che è disastrosa. Stiamo veramente distruggendo l'immagine di Venezia. Ecco Monica, quando noi avremo terminato questo nostro collegamento, voi che cosa farete? Andrete lì perché comunque il vostro, anche questo grido, no, che lei mette in atto aiuta in questo modo i turisti perlomeno a non farsi borseggiare. Esatto, aiuta i turisti praticamente a tenere d'occhio il proprio portafoglio e la propria borsa. Purtroppo il problema è anche dentro i treni, perché queste si infilano dentro i treni e abbiamo scoperto che adesso si infilano anche dentro ai gruppi turistici mettendosi dei bollini, cioè hanno migliaia di tecniche. Comunque il problema non è solo a Venezia, anche perché siamo in contatto con i comitati sicurezza di Milano, i 3 comitati Milano, Bello da Dio, Lazzareno e il comitato sicurezza, e il problema è in tutta Italia e nelle principali città europee. Sono le stesse che girano continuamente: Londra, Parigi, Berlino, Barcellona, Spagna, dappertutto. E quindi qui serve anche bisogna lanciare anche un appello a livello europeo. Si devono muovere un po' tutti. Tra l'altro vi voglio far presente che questa modalità che Monica e gli altri cittadini stanno adottando proprio per segnalare i borseggiatori sta facendo un po' il giro dell'Europa, il giro del mondo, e Monica è già stata proprio personalmente contattata anche da altri organi di stampa, da altri nostri colleghi della stampa estera, proprio perché questo modello si vuole imitare anche in altri paesi. Non era l'obiettivo di Monica quello di diventare famosa, ecco, così ne abbiamo parlato proprio poco fa, però il suo obiettivo ovviamente è quello di fermare i borseggiatori, di segnalarli e impedire che possano compiere i loro furti, che sappiamo essere tantissimi, soprattutto qui a Venezia, che è una città in cui i turisti pullulano. Però ben venga se poi questo sistema viene adottato anche altrove. Io ringrazio i nostri ospiti qui da Venezia, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie ai tuoi ospiti, bravissimi, coraggiosi, cittadini, insomma direi modello da questo punto di vista. Abbiamo dunque fatto una parentesi sulla sicurezza, torneremo a parlare però di cronaca e di sicurezza delle nostre città tra poco. Torniamo al maltempo invece, perché abbiamo parlato dei danni in agricoltura nel Bassanese, adesso lo facciamo anche nel Trevigiano con Francesca Bozza, che ha un po' fatto il riassunto di quelli che sono i danni
danni legati al maltempo sul fronte dell'agricoltura. Impianto chiuso per ripristino. Le attività in fattoria sono sospese, sono alcuni dei messaggi apparsi all'esterno di aziende agricole in diverse zone della regione, dopo l'ondata di maltempo di ieri pomeriggio. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis che hanno provocato danni ingenti a colture e strutture, dalla riviera del Brenta a Bassano del Grappa, dalle Prealpi alla pianura trevigiana, dal Garda fino all'Alta Padovana. Il giorno dopo la devastazione è tempo di sopralluoghi da parte dei tecnici per valutare la situazione e fare una prima sommaria stima delle conseguenze, anche se bisognerà attendere qualche giorno per una fotografia più completa. Nessuna provincia, annuncia Coldiretti Veneto, è stata risparmiata dal maltempo di ieri sera che ha rovinato intere campagne. Parliamo appunto delle culture, sia soprattutto i vigneti, i frutteti, le orticole anche. Una volta danneggiati si rischia di perdere anche percentuali importanti del raccolto. A rischio le produzioni di frutta e verdura di stagione che sarebbero state raccolte in queste settimane, ma anche i vigneti nel momento più importante di maturazione dei grappoli. Sono danni a strutture, soprattutto chi ha serre, chi ha strutture per i frutteti, sono le aziende che hanno subito i danni maggiori, oltre ai danni alle coltivazioni. Sono danni anche a strutture, anche a macchine, a macchinari, perché ieri appunto la grandinata è stata di una portata potente, tant'è che in Triveneto nella sola giornata di ieri si parla di 52 grandinate nel corso della giornata di ieri. Grazie a Francesca Bozza per un po' il riassunto sul piano dell'agricoltura, il riassunto dei danni da grandine, con i danni che stanno emergendo sempre di più anche nel Padovano, con 90 interventi, come abbiamo detto in apertura, dei Vigili del Fuoco nella provincia di Padova e altri 20 in fase di risoluzione. Tra i comuni più colpiti della cintura urbana c'è anche Vigo d'Arzere. Ci colleghiamo allora con Valentina, come dicevo, Valentina Visentina è in diretta con Cristian Rocca Allende. Ci fanno vedere cos'è accaduto in una palestra di Vigo d'Arzere, mi sembra. A te, Valentina. Buongiorno da Vigo d'Arzere per continuare a raccontarvi quelli che sono i danni della violenta grandinata e del vento forte che ha sferzato la cintura urbana e Padova nella sera di mercoledì. Io mi trovo alla palestra a vela di Vigo d'Arzere, uno dei luoghi più colpiti dalla violenta grandinata. Qui con me c'è Valentino Bellemo, il titolare, e vediamo alle sue spalle quello che rimane della guaina del tetto. Il tetto che è volata dalla parte opposta sul palazzo di fianco, quindi una forza incredibile del vento, ha tolto via anche la grondaia che era dalla parte opposta dello stabile, quindi è volato via tutto. Vetri crepati e infranti dalle bombe di grandine che si sono abbattute in questa parte del paese. Ma Valentino, ci puoi mostrare cosa hai trovato poi ieri mattina? Perché tra le altre cose fortunatamente tu avevi appena chiuso la palestra e non c'era nessuno all'interno. Non c'era più nessuno e avevamo chiuso tra l'altro avevo chiuso un po' prima perché erano andati via tutti, e anticipando la chiusura non c'è stato nessuna persona coinvolta. Perché di solito alle 9 di sera qui c'è gente che si allena. Sì, alle 9 si stanno ancora allenando. Fortunatamente non c'era più nessuno, chiuso, e anch'io mi sono salvato, diciamo, tra virgolette. E questa, Valentino, è un po', adesso mostriamo con le immagini, quello che rimane della palestra, perché poi il controsoffitto è crollato e qui dentro ieri mattina cosa hai trovato? Ho trovato un cumulo di macerie perché il tetto è volato via, il controsoffitto si è riempito d'acqua e quindi è crollato praticamente sopra le macchine, soprattutto qui c'erano 50 centimetri di macerie, quindi tutto l'impianto elettrico, i condizionatori, tutto da buttare, cioè non si salva poco niente, insomma, dell'attrezzatura. Tantissimi danni e ci raccontavi dopo il periodo difficilissimo del Covid, ora... Tra l'altro 3 anni di Covid, cioè 2 di chiusura, 1 di restrizioni, quest'anno era l'anno della ripresa
e quindi finalmente potevamo star più tranquilli ed è arrivata questa, cioè che non ci voleva proprio, insomma. Nel frattempo noi continuiamo a camminare all'interno della sala che qui dove stiamo camminando in questo momento c'erano fango e macerie provocate dal crollo del controsoffitto, questo per darvi proprio l'idea della forza del vento e della potenza della grandine che sono bombe. Anche il soffitto perché ci sono dei buchi anche da qualche parte. E quindi sembrava un bombardamento dall'alto, cioè, bombardamento è quasi una mezza alluvione insieme, cioè sembrava. Io non ho mai visto una roba del genere. Danni ingenti ma la volontà anche di ripartire. Sì, in un primo momento un po' diciamo giù di morale perché sembravano ancora una volta dopo tutti i sacrifici. Quest'anno tra l'altro festeggiamo i 10 anni di attività e si vede che, non lo so, un punto di ripartenza, speriamo. Insomma, noi adesso siamo chiusi ovviamente perché non possiamo aprire e speriamo per settembre di riuscire a quantomeno ripristinare le cose diciamo indispensabili e basta, insomma. Ringraziamo Valentino Bellemo per la sua testimonianza, quindi i danni visibili non solo alle campagne e agli alberi abbattuti in strada, ma anche proprio agli edifici come questa palestra che ora dovrà cercare di ricominciare. Da Vigo d'Arzere è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie a Cristian Roccaiende che è con te e insomma anche per la nostra redazione di Padova, l'impegno di vedere quali sono state le situazioni più gravi dopo la grandinata, un monitoraggio un po' della città ma soprattutto della provincia, della parte nord di Padova. Ci fermiamo, brevissima pausa, poi torniamo. (12:58), ancora insieme con Focus TG fino alle 13:30. Stiamo parlando di maltempo, adesso lasciamo un po' da parte questo tema, ci torneremo certamente questa sera con i nostri notiziari, ma anche nel corso di Focus TG se ci saranno degli aggiornamenti. Altri temi che vi avevo anticipato quando ci siamo salutati all'inizio della trasmissione erano sicuramente il tema della sicurezza e che ormai insomma sempre più diciamo frequente purtroppo che ci riporti all'attualità con episodi che stanno avvenendo un po' in tutto il nostro nord-est, in particolare nelle città più grandi, ma anche la questione dei migranti, soprattutto nel Vicentino, dove i sindaci a gruppetti sono convocati in prefettura in questi giorni per capire qual è la disponibilità ad accogliere i migranti, quanti posti hanno a disposizione, quindi cercare di organizzare un po' l'accoglienza e come ho detto continuano gli incontri tra prefetto e sindaci e andiamo a vedere quindi come stanno organizzandosi per i nuovi arrivi e anche un po' la situazione nei comuni che per primi hanno detto che non c'era posto, come Cornedo. Emergenza profughi esplosa nel Vicentino la scorsa settimana quando ad Altavilla, Sovizzo, Cornedo, Castelgomberto e Gambellara gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi. Migranti che ogni comune ha tentato di sistemare come poteva, mentre per Castelgomberto sono stati ricollocati dalla prefettura dopo l'SOS del sindaco per la mancanza di strutture idonee. A Cornedo solo il minorenne è stato portato in una struttura protetta, mentre gli altri due restano in attesa, al momento accolti dalla parrocchia. I due profughi adesso sono stati fotosegnalati, inizia il loro iter amministrativo come richiedenti asilo, quindi con un esito positivo o un esito negativo della richiesta. Nel frattempo rimangono nel limbo, per così dire, e quindi nel frattempo chi mi aiuterà come Cornedo sarà la parrocchia. Quanto emerge dal confronto tra sindaco di Cornedo e il prefetto, il secondo della serie di incontri convocati con gruppi di sindaci del Vicentino a Contragazzolle per sondare la disponibilità di spazi a disposizione sul territorio destinati a fronteggiare l'emergenza e i nuovi arrivi, tavolo a cui erano presenti anche Caritas e Croce Rossa. Non ho i mobili strutturali, ho avuto una mano tesa da parte della parrocchia del comune di Cornedo che mi è stata riconfermata. A Gambellara non ci sono alloggi, sembra strano, non ci sono.
Non abbiamo spazi, lamentano i sindaci che aprono le porte all'accoglienza ma chiedono anche un sistema di integrazione organizzato, come Gambellare, in cui 3 giovani profughi del Benin arrivati la settimana scorsa sono ospitati in una sala del centro associazioni assistiti dai volontari. Questo non è inclusione vuol dire dare loro la possibilità di autogestirsi, dare loro la possibilità di lavorare, ma soprattutto di avere un tetto, no? Una stanza, un tetto. Caccia agli spazi dunque, per cui alcuni comuni si mettono in rete. Noi abbiamo già 48 migranti all'interno del nostro territorio in un'accoglienza assolutamente diffusa, quindi noi abbiamo detto a chiare lettere che abbiamo aderito alla tenda di Abramo, quindi attivando dei CAS, quindi dei centri di accoglienza straordinaria, però insieme a una compagine formata da 21 comuni. Ma dal Vicentino parte anche un appello all'Europa. Io volevo anche fare un appello anche ai nostri parlamentari europei affinché prendano una decisione ferma, decisa nei confronti dell'Europa, perché l'Italia non si può sobbarcare tutte queste problematiche. Grazie a Luisa Bertini per il punto della situazione nel Vicentino sulla questione migranti. Prima di cambiare pagina e andare a parlare di violenza, di sicurezza, di cronaca nera, tra virgolette, vi mostro qualche sito di informazione, il Corriere della Sera, quindi prima parliamo di temi nazionali, 2 indagati per la morte di Andrea Purgatori, il giornalista per il quale la famiglia ha denunciato il modo in cui è stato curato, trattato in modo sbagliato per delle metastasi cerebrali, quindi c'è un fascicolo di indagine evidentemente. Più smart working e cassa integrazione, caldo come il Covid, arriva il bollino rosso nei giorni di allerta e quindi lavoro e Covid e soprattutto caldo uniti, maltempo sulla Lombardia adesso, nubifragi e grandine record nel Mantovano. Ora c'è il rischio di trombe d'aria e tornado, quindi come avevamo detto adesso l'allerta è per tutto il nord Italia fino a domani sera e il Corriere appunto conferma grandine record nel Mantovano. Un'occhiata anche a Repubblica, titoli principali quindi su temi nazionali naturalmente, e anche qui sulla morte di Andrea Purgatori veniamo a sapere che ci sono 2 indagati dopo la denuncia dei familiari su cure sbagliate. Arrivo subito, stavo cercando di spostare una finestra che si era aperta, ho combinato un pasticcio peggiore probabilmente, vediamo, vabbè, insomma, quindi ve lo dico io che è così, che anche Repubblica parla di questo. Poi vi mostro il Gazzettino, pagina anche qui con i titoli principali che arrivano sul fronte della cronaca. Frate Cappuccino di Rovigo circuisce l'anziana e si fa nominare erede unico, sequestrati 460.000 euro sui suoi conti correnti. Il Mattino di Padova per temi anche qui un po' locali che riguardano, arrivo subito, purtroppo la cronaca è un incidente che è avvenuto a Solesino, attraversa i binari con la sbarra abbassata, anziana investita e uccisa dal treno, purtroppo brutte notizie. Infine il Corriere del Veneto, tempesta, il racconto in diretta, io sotto una valanga d'acqua, l'acqua colpita dai cartelli stradali sradicati. La nostra giornalista Martina Zambon, dice il Corriere, sotto la terribile grandinata che ha sferzato mezzo Veneto. Mi sono rannicchiata sui sedili dietro sperando che il tetto della macchina non collassasse sotto la pioggia di meteoriti di ghiaccio. E quindi un punto di vista diverso su questo maltempo. Adesso andiamo a sentire il sottosegretario Andrea Ostellari sulla vicenda delle baby gang che abbiamo visto sulla cronaca di questi giorni in varie città del nostro nord-est, del nostro Veneto. Sentiamo cosa ne pensa e qual è il commento del sottosegretario Ostellari. È un fenomeno purtroppo in aumento, indipendentemente ovviamente dai territori, e l'effetto emulativo è spaventoso, quindi merita un intervento che ovviamente non può essere solo ed esclusivamente di carattere punitivo, ma c'è bisogno di molta prevenzione e questo lo stiamo facendo ovviamente in collaborazione anche con tutto il governo
prestando attenzione al tema della scuola, al tema dello sport, al tema degli spazi. Stiamo studiando in particolare un strumento che daremo ai rappresentanti istituzionali dei nostri territori, in primis i questori, per cercare di intervenire in maniera preventiva nei confronti di coloro che si macchiano di questi episodi, purtroppo anche in età molto giovane, addirittura in età non imputabile, per sanzionare subito loro, chiamandoli davanti alle loro responsabilità, di fronte alle loro responsabilità, assieme però ai genitori. Figure ovviamente fondamentali nell'educazione. Noi dobbiamo ritornare al valore del rispetto delle regole, al valore del rispetto dello Stato. Adesso la cronaca ci porta a Vicenza, dove un magrebino si è denudato, ha picchiato, ha fatto resistenza a pubblico ufficiale, alla fine è stato arrestato. Sono le 4 del mattino e il buio è ancora per strada quando la polizia, davanti al casello autostradale di Vicenza Ovest, tira fuori la paletta rossa. Viene fermata un'auto con a bordo 3 persone, 2 uomini e una donna. I 2 passeggeri aprono le portiere e tentano la fuga. Gli agenti delle volanti chiamano rinforzi e con l'aiuto di una seconda pattuglia piombata sul posto riescono a bloccare la donna che era scappata con un 40enne magrebino. Ed è proprio l'immigrato, evidentemente alterato, che a quel punto si denuda in forma di sfregio ai poliziotti. Poi si riveste, ma tenta la fuga attraverso i campi, viene inseguito dagli agenti. Il fuggitivo attraversa la tangenziale mettendo in pericolo la sua vita e quella dei poliziotti, che comunque riescono a bloccarlo e a contenerlo, anche se lo straniero sferra calci e pugni per divincolarsi. Per questo viene fatto salire in auto e portato in questura, ma durante il tragitto l'uomo continua a sferrare calci e pugni finché, rotto il lunotto posteriore, tenta di raccogliere i vetri per procurarsi dei tagli. Anche in questura continua ad essere violento e si avventa irosamente contro i poliziotti. Qui viene medicato dai sanitari del SUEM 118 e infine viene arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale e indagato per lesioni personali e danneggiamento. Il pubblico ministero ha disposto il rito direttissimo, al termine del quale il 40enne magrebino è stato condannato a 9 mesi di reclusione con sospensione della pena. Adesso andiamo nel Bassanese, dove la cronaca ci racconta di un musicista bassanese che ha difeso una ragazza molestata da un uomo in piscina e viene preso a testate. Difende una donna in piscina e viene preso a testate dal molestatore. Il fatto è accaduto qualche giorno fa in una struttura della Pedemontana, dove il musicista bassanese Aldo Tresoldi si era recato con un amico per passare qualche ora di relax. I due si sono accorti che un uomo importunava in modo piuttosto pesante una ragazza e Tresoldi è accorso in aiuto della malcapitata. È stata aggredita molto pesantemente a livello verbale, ha subito delle molestie e io ho preso difesa di questa persona e questo signore si è avvicinato e parlando mi ha colpito. Mi ha colpito proprio parlando, quando non me l'aspettavo mi ha dato una testata e mi ha spostato il setto nasale. L'aggressore è passato dalle parole ai fatti in un istante. Subito c'è stata una piccola minaccia, iniziò a dire ti uccido, ti ammazzo, come diceva anche all'altra ragazza, però vabbè, piuttosto che l'abbia fatto a lei ho preferito che la facesse a me, così almeno fa incassare un po' di più. Della vicenda sono stati informati i carabinieri, ma il 23enne dovrà bloccare la sua attività di musicista per qualche tempo o almeno ridurla. Sì, per un periodo devo fermarlo, non posso più suonare, non posso più fare niente. E posso magari spostare più sul tutto sull'insegnamento, sulle cose, però a livello di concerti sono fermo. Complimenti a questo ragazzo per il suo intervento coraggioso, anche se poi ci ha rimesso di persona. Ad Agugliaro adesso andiamo, nel Vicentino, dove un uomo ha rapinato una farmacia con una siringa sporca di sangue ed è stato arrestato dai carabinieri.
I carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 49enne senza fissa dimora, dando esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare. L'arrestato risulta indagato in concorso con un altro individuo al momento ignoto della rapina ai danni di una farmacia avvenuta il 18 giugno. L'autore della rapina, dopo essere entrato nell'esercizio, travisato con mascherina e occhiali da sole, e aver avvicinato il dipendente con la scusa di una visita, gli aveva intimato di consegnare l'incasso dell'attività, minacciandolo con una siringa sporca apparentemente di sangue e riuscendo a sottrarre 1.000 euro. Sulla base della pericolosità dell'indagato e dei suoi precedenti giudiziari è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Adesso una vicenda un po' più particolare, andiamo a Marostica dove un uomo aveva rubato 15.000 euro di materiale alla Vimar ed è finito in manette un dipendente infedele dell'azienda di Marostica, scoperto da un dirigente mentre usciva con lo zaino pieno di attrezzature sottratte alla ditta. Si era appropriato di materiale del valore di oltre 15.000 euro, ma è finito nella rete dei carabinieri. Un dipendente infedele della Vimar di Marostica è stato arrestato dai militari della compagnia di Bassano del Grappa per furto pluriaggravato. L'intervento dei carabinieri era stato richiesto da un dirigente dell'azienda che aveva notato l'operaio uscire dalla ditta al termine del proprio turno con uno zaino molto pesante. L'uomo ha svuotato lo zaino davanti ai militari che hanno potuto così recuperare vario materiale della Vimar, fra cui 40 prese elettriche, 100 biprese, 8 comandi per tapparelle, 9 termostati, 20 alimentatori USB e 40 interruttori bipolari. In casa del dipendente venivano rinvenuti 2 enormi scatoloni contenenti attrezzature Vimar, fra cui 85 termostati, 30 citofoni, 15 lampadine, placche, interruttori, deviatori, tasti, biprese, diffusori sonori, spie luminose e radiocomandi, viti e altro ancora, per un valore complessivo di oltre 15.000 euro. Non è tutto, perché l'arrestato vendeva sui social il materiale sottratto all'azienda. Il giudice ha convalidato l'arresto. E adesso, sempre cronaca, andiamo a Tiene, siamo comunque nel Vicentino, per raccontarvi di una rapina con un coltello in pieno centro. Un 32enne nigeriano è stato denunciato. Tiene, denunciato a piede libero. Un nigeriano in pieno centro, in piazza Scalcerle, punta un coltello addosso a una passante e le strappa la collana d'oro. Poi si fa consegnare il cellulare e, non contento, anche la fede nuziale. La vittima è una turista 54enne che, sotto shock, subisce l'aggressione da parte dell'immigrato che si dilegua facendo perdere le sue tracce. I carabinieri, allertati, piombano sul posto e trovano la donna in stato catatonico che, pur avendo notato la gazzella dei militari passare, non riesce a richiamare la loro attenzione. Le indagini permettono però agli investigatori, grazie alle testimonianze raccolte e alla descrizione, di risalire al malfattore che, subito dopo la rapina, si è nascosto in un cortile condominiale. Alla mano sinistra ha una grossa fasciatura medica e al polso il braccialetto d'ingresso al pronto soccorso. In questo modo i carabinieri, indagando negli ospedali della zona, riescono a risalire al presunto responsabile della rapina, che abita nell'Alto Vicentino insieme ad altri connazionali. A distanza di 20 giorni i carabinieri, pur non ritrovando la refurtiva, hanno raccolto elementi probatori a carico del nigeriano per attribuirgli la responsabilità della rapina. L'indagato, oltretutto, è stato riconosciuto senza ombra di dubbio in fotografia dai testimoni e dalla vittima. Per questo l'immigrato disoccupato, 32 anni con precedenti di polizia per rapina, è stato fotosegnalato e denunciato in stato di libertà. 13:15, ancora insieme con Focus TG, però facciamo una brevissima pausa, poi torniamo. Eccoci tornati con Focus TG, ancora l'ultima parte insieme a voi. Abbiamo parlato di maltempo a lungo, abbiamo parlato di cronaca, purtroppo anche di cronaca nera. Adesso un ricordo del giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori, presidente delle giornate degli autori. La sua scomparsa è stata veramente un fulmine a ciel sereno in laguna, e allora arriva il cordoglio della Biennale di Venezia e del direttore del festival Alberto Barbera.
Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Andrea Purgatori aveva partecipato una prima volta come sceneggiatore nel 1991 con Il muro di Roma di Marco Risi sulla tragedia di Ustica, film vincitore del Nastro d'Argento come miglior soggetto, e poi nel 2010 con Vallanzastra, Gli angeli del mare di Michele Placido, film vincitore di 2 Nastri d'Argento. Andrea Purgatori, 70 anni, giornalista di razza, prestigiosa firma del Corriere della Sera, scomparso nelle ultime ore, era anche presidente al Lido delle giornate degli autori della mostra e componente del consiglio di sorveglianza della SIAE. Così aveva raccontato in esclusiva ad Antenna 3 alla Mostra del Cinema 2020 al Lido. Il cinema non si ferma, anche se la ripresa è complicata, perché andare sul set con il tampone da fare, il test sierologico, le limitazioni che ci sono, è molto difficile riuscire a portare a casa un film in queste condizioni. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Ciguto, il direttore del festival, Alberto Barbera, con il direttore generale, Andrea Del Mercato, lo hanno ricordato con un toccante messaggio. Ne sono orgoglioso perché oggi la Procura della Repubblica di Roma, che ha in mano ancora l'inchiesta sulle cause della strage, ha ricostruito minuto per minuto quel volo, il volo di quell'aereo civile che andava da Bologna a Palermo e che si trovò nel mezzo di un episodio di guerra aerea dove c'erano aerei militari americani, francesi, italiani e libici e ormai la verità più o meno la sappiamo, ci manca l'ultimo pezzetto della fotografia, l'ultimo miglio. Ultimo miglio che Venezia d'ora in avanti farà anche nel suo ricordo. Grazie di tutto, Andrea. Andiamo a Treviso adesso, sacchi neri, vestiti, oggetti di ogni sorta, insomma una vera e propria discarica a cielo aperto nella zona dell'Ater a Monigo, un'area invasa da topi e bisce. I residenti di via Castagnole, esasperati, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Le immagini parlano di più delle parole. Una zona degradata alle porte della città. Siamo a Monigo, a pochi passi dal campo di rugby. Si tratta di un'area dell'Ater ormai vuota. Girando fra le vie dove gli edifici un tempo erano abitati, ora ci sono sacchi neri, scarti di generi alimentari, vestiti, giocattoli rotti, bottiglie e oggetti di ogni tipo. Il regno per topi e bisce. I residenti di via Castagnole sono esasperati. La zona però appunto è in totale degrado e abbandono, c'è stata un'inerzia totale da parte delle istituzioni che sono state contattate tramite email dei residenti di via Castagnole, l'area appunto confinante, e per cui hanno pensato in data di ieri mercoledì di inviare un esposto presso la Procura della Repubblica di Treviso. Passando da una parte all'altra lo scenario non cambia. Non solo, ma oltre alla spazzatura già presente c'è anche chi pensa bene ad aggiungere altri sacchetti. Immagini che sono state consegnate alle forze dell'ordine. Proprio a ridosso di uno degli edifici Ater è parcheggiata da tempo una macchina, ormai abbandonata, divenuta discarica che nel portabagagli ha una bombola GPL. Lasciata così al sole, ritengo che, visto anche le temperature, insomma, un minimo di pericolo ci possa essere. Immaginiamo solo se qualcuno dovesse dar fuoco all'auto, cosa potrebbe succedere. Una situazione già segnalata dai cittadini a tutte le istituzioni. La prima segnalazione al Comune di Treviso in data giugno dell'anno scorso, 22, e all'Ater chiaramente, segnalando anche all'Ufficio Igiene di Treviso. C'è stato un primo intervento con uno sfalcio, una sommaria pulizia della zona, dopodiché da giugno dell'anno scorso più nulla. In questa palazzina chiusa, come si può vedere, una finestra è stata aperta. In passato qui di notte bivaccavano diverse persone, ci spiega il residente. Probabilmente qualcuno è tornato. Un problema di igiene pubblica e sicurezza. Solo in questo edificio rimane una famiglia. Intorno la desolazione, immondizia, erba alta e degrado. Adesso parliamo di giustizia con la separazione delle carriere che è necessaria, a dirlo in accordo col Presidente nazionale, il Presidente della Camera Penale di Venezia, Renzo Fogliata. Sulla stessa linea del presidente delle Camere Penali italiane Cagliazza, anche il presidente della Camera veneziana ritiene necessaria la separazione delle carriere in magistratura, una battaglia che dura da decenni. È una necessità per la realizzazione costituzionale dei principi del giusto processo, quindi del giudice terzo imparziale, appunto quindi indipendente come dice lei, lontano dalle parti
e della parità delle parti di accusa e difesa, quindi assolutamente necessaria per la struttura del processo accusatorio vigente in Italia. Un provvedimento necessario per garantire l'indipendenza della magistratura, dagli organi di governo, ma soprattutto quella del giudice, dal pubblico ministero, anche nell'ottica di una sentenza più equa. Immagini il caso in cui il giudice e il pubblico ministero, entrambi magistrati, quindi appartenenti alla stessa carriera, con gli stessi meccanismi di avanzamento di carriera, con gli stessi organismi che giudicano la loro progressione di carriera, si trovano in una situazione, ad esempio, per cui il pubblico ministero più anziano e autorevole abbia voce in capitolo in un consiglio giudiziario o in altra sede in relazione alla carriera del giudice nel processo che stanno celebrando, e quindi che ci sia la possibilità di influenza di una parte sul giudice, cosa che non può essere per l'avvocato, che l'avvocato è un estraneo, mentre il pubblico ministero fa parte della stessa carriera del giudice. E siccome, ripeto, siamo uomini e donne e quindi siamo umani, lei pensa che non possa esserci un'influenza anche solo in astratto? Motivo per cui la separazione delle carriere sarebbe ancor più necessaria, ma la battaglia sembra ardua. Il ministro ha da subito rappresentato come perno del proprio programma questa riforma. La maggioranza di governo pareva avallarlo, ma poi, siccome siamo in Italia e come altre grandi riforme, penso a quella dell'autonomia, non si vogliono portare avanti perché sconvolgerebbero evidentemente vecchi equilibri e vecchi privilegi, cominciano gli ostacoli. Comincio a essere meno ottimista perché si parla già di un rinvio a fine legislatura, il che vorrebbe dire la morte di questa riforma. Dalla sperimentazione alla istituzionalizzazione all'aeroporto di Belluno, questo pomeriggio l'ULSS Dolomiti presenta l'avvio del servizio del secondo elicottero del SUEM che effettuerà il servizio fino a metà settembre. Falco 1 e Falco 2. Ecco, dietro ai nomi ci sta una storia, la storia di Falco 1, e ci sta anche la continuità della storia con Falco 2. L'ULSS 1 Dolomiti istituzionalizza il servizio estivo dell'elisoccorso dopo la sperimentazione dello scorso anno, della quale si fece carico Dolomiti Emergency. La prima missione dell'eliambulanza già questa mattina alle 12:30 Rifugio Vandelli, poi la breve sosta all'aeroporto di Belluno per la cerimonia che ha ufficializzato la presenza del secondo elicottero per l'urgenza e l'emergenza medica in provincia di Belluno per tutto il periodo estivo fino al prossimo 20 settembre. Falco 1 ha sede a Pieve di Cadore e resta come sede, come base EMS a Pieve di Cadore. Abbiamo attivato questa seconda base presso l'aeroporto appunto di Belluno per Falco 2 per servire al meglio il territorio. 505 gli interventi dell'elisoccorso da gennaio e inizio luglio, di questi 418 sono stati eseguiti da Falco 1, il resto dagli elicotteri regionali dei territori contermini. Con Falco 2 oggi significa avere uno strumento in più per essere più efficaci ed efficienti. C'è una risposta importante da dare con elicotteri nostri, con mezzi nostri e con personale nostro. La struttura di Avincis, data in comodato d'uso gratuito all'ULSS 1 quale base di Falco 2, sarà in seguito acquistata dal Soccorso Alpino grazie al finanziamento della Regione Veneto, mentre il personale in servizio su Falco 2 viene messo a disposizione da Dolomiti Emergency tramite convenzione. Alla cerimonia per l'avvio del servizio erano presenti i dirigenti dell'ULSS Dolomiti, oltre al direttore regionale del SUEM Paolo Rosi, la presidente di Dolomiti Emergency Laura Menegus e il capo delegazione del Soccorso Alpino bellunese Alex Barattin. Laddove si può arrivare con un elicottero ben venga, però ricordiamo che non deve essere un taxi, ma è un mezzo salvavita e come tale va utilizzato e va centellinato. Un appello a tutti quanti che facciano mente locale prima di partire, guardate bene il meteo, guardate le condizioni dell'evoluzione che ci sarà e soprattutto un'attrezzatura adeguata. Buone gite a tutti quanti. Impazza sul web un video di una coppia padovana, migliaia di visualizzazioni per questo video con un'espressione che è già diventata un tormentone. Che traffico c'è? Oggi dov'è? Dov'è, amore? In pochi giorni è diventato il tormentone estivo, quasi più di un ritornello delle hit più passate nelle radio.
Dove Vetto More è il fenomeno web tutto padovano di quest'estate 2023. Il video ormai spopola sul web con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Protagonisti una coppia di Abano Terme, Jessica e Daniele. È proprio Daniele ad urlare Dove Vetto More alla moglie che rotola giù dal pendio in mezzo ai rovi e ai pungitopo. Ma perché devi mettere i suoi piedi dalla parte del monte? Vede solo la parte, è più semplice, no? La coppia lo scorso 2 luglio stava facendo un giro in bici sui colli a Rovolon. Jessica, 29 anni, mette il piede dalla parte sbagliata e rotola sotto gli occhi del marito. Va bene. Sì, sei fortunato di non aver battuto su un albero? Tra improperi e preoccupazione, Daniele tenta di recuperarla giù dal pendio. No, stai fermala. E che non ti gira la testa, te lo finisci? Il video registrato dalla GoPro sul casco di Daniele viene condiviso dalla coppia via WhatsApp con gli amici, ma poi finisce in rete. In pochi giorni visualizzazioni, commenti, molte volte anche dei toni volgari, ma soprattutto tante condivisioni, tanto che Daniele e Jessica hanno aperto una pagina Instagram e Facebook chiamata, manco a dirlo, Dov'è, amore? Vabbè, insomma, questo è uno dei fenomeni del web. Adesso parliamo di un record, 20.000 cozze gratinate al forno per stabilire questo record destinato a essere storia nel Guinness World Records di Londra. Una tavolata lunga 200 metri, 420 volontari coinvolti. Il sogno del gruppo Bevanda Malamocco sta per diventare realtà. Malamocco è pronto ad entrare nella storia realizzando il primo record del mondo che si sia mai verificato nel territorio comunale di Venezia, certificato direttamente da Londra. Sfida: preparare 20.000 cozze gratinate al forno che verranno poi portate in tavola da 400 volontari e offerte gratuitamente alla cittadinanza. Il sogno del gruppo Bevanda Malamocco ha coinvolto tutta la cittadinanza del Lido e Pelestrina. Domani sera dalle 18 la prima serata di festa aspettando il record, poi l'apertura degli stand e il concerto di Sir Oliver Scardi con i fatti quotidiani. Sabato la notte del record in attesa del verdetto di Londra. Mi trovo nell'antico borgo medievale di Malamocco al Lido di Venezia, dove da mesi c'è gran fermento ed attesa per la conquista di un record del mondo. Produzione, cottura e distribuzione gratuita di cozze gratinate. Questi morbidi e gustosi molluschi che a Venezia chiamiamo peocci. Verranno allestiti nel Rio Terrà di Malamocco 100 tavoli della lunghezza di 2 metri ciascuno, dove saranno esposte 400 teglie da forno, comunemente denominate leccarde, sulle quali verranno collocate in ciascuna di esse 50 cozze gratinate, per un totale di 20.000 cozze, il 22 luglio all'ora del tramonto. Una sfida che ha coinvolto tutto il territorio. Il conto alla rovescia dunque sta per concludersi. Una bella occasione per scoprire il territorio di Lido e Pelestrina di Malamocco, ma anche una bella occasione per lanciare i nostri prodotti tipici locali e tutta la comunità che vive quei territori. Per noi come amministrazione è una bellissima iniziativa che farà conoscere i nostri prodotti e soprattutto la nostra perseveranza nel portare a casa questo record. È una cosa molto bella che coinvolgerà, ripeto, tutti quanti e che farà conoscere ancora di più Malamocco, il Lido e l'isola di Pellestrina. Bocca al lupo dunque per questo record. Noi siamo arrivati davvero alla fine di Focus TG. Grazie per averci seguito, vi auguro buon pranzo, buon pomeriggio e poi ci ritroviamo con tutta la programmazione di Rete Veneta. Arrivederci.